Allora, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti al webinar di chiusura della terza edizione del corso di base sullo sviluppo sostenibile. Il webinar per quest'oggi è intitolato Sostenibilità sociale e inclusione. Parleremo del sostenibile valore del capitale umano. Prima di dare l'avvio ai lavori e agli interventi dei nostri relatori e relatrici, vi presento, ma non c'è bisogno di presentazioni, vi presento Francesco Marangon, che è oggi qua in sostituzione di Salvatore Amaduzzi, il delegato alla sostenibilità dell'Ateneo di Udine, che è stato trattenuto una tavola rotonda. Il professor Marangon però c'è da dire che è stato il precedente delegato alla sostenibilità, ma non solo, è stato anche, ha tenuto a battesimo il corso sullo sviluppo sostenibile ormai 3 anni fa, in pieno lockdown, quando lavoravamo intensamente per offrirvi questo prodotto, per offrirvi questa occasione di incontro che appunto è arrivata ora alla terza edizione. E lascio la parola al professor Marangon per i saluti e una piccola introduzione iniziale. Grazie Francesco. Grazie a te Renata, grazie alla professoressa Codiglia, bravissima e competente coordinatrice di questa esperienza che chiude la sua terza edizione e come avete sentito io con piacere sono il delegato del delegato e quindi faccio questo ruolo che ogni tanto mi capita, con il professor Amaduzzi ci diamo ogni tanto cambio in questo senso da esperienza iniziale mia e della sua attuale, ci vengono tanti stimoli interessanti, fra cui questa bellissima esperienza che chiudere alla sua terza edizione in continuità è per noi una grande e bella soddisfazione, vedendo che le adesioni sono tante. Voi sapete che questo nostro progetto nasce, come ricordava la professoressa Codiglia, in un periodo difficile, ma forse quasi paradossalmente spinto, data la sua modalità online on demand, dall'epoca, era il 2020, no? Quello proprio l'anno di progettazione. E questo corso, come sapete, è inserito, è una delle iniziative che noi inseriamo all'interno, fra le altre cose, della nostra adesione convinta fin dall'inizio alla rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, che lavorando per gruppi di lavoro ha individuato da subito, dalla sua fondazione nel 2016, il gruppo di lavoro Educazione come uno dei gruppi di lavoro portanti. All'interno di questa esperienza, seguita per il nostro Ateneo dalla professoressa Codiglia, nasce anche proprio un invito, un sollecito a tutte le università, oggi sono 84, della rete, a dotarsi di un progetto come questo. Ho visto, Renata, anche nei recenti documenti e relazioni del gruppo Educazione per la RUS, viene ancora chiamata lezione zero. C'è questa espressione e noi abbiamo scelto di chiamarlo corso di base, come vedete, è però un'esperienza che si sta diffondendo in tutte le università. Che cos'è? Beh, lo sapete bene, siete alla fine di un percorso, ma penso anche ai nostri ospiti che sono qui oggi in questo interessante webinar. È un'esperienza che vuole offrire a tutti i nostri studenti e alle nostre studentesse di tutti i livelli una formazione di base sui temi dello sviluppo sostenibile, con particolare naturalmente riferimento all'attuale documento che lo rappresenta, che è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo lavorato in questo modo, abbiamo offerto questo progetto di formazione trasversale all'interno di altri progetti dell'università. È stata bella la risposta, ampia, attenta. Ci sono sicuramente anche diversi dei nostri studenti che abbiamo sollecitato, ovvero dei nostri corsi, Renata, in questo momento che ci ascoltano, ma anche molti altri, alle altre che sono qui, io dico, da qualsiasi corso di laurea voi proveniate, vi siate inseriti all'inizio, siate in una fase avanti del corso. Questo fra l'altro c'è la possibilità di iscriversi ancora fino al 31 maggio, no? Quindi ancora qualche giorno e poi completarlo fino a luglio, ricordiamolo ancora. È un'esperienza che vi ritroverete in tutte le dimensioni di professionalità che andrete a sviluppare, nei vari ruoli che andrete a svolgere, ma anche semplicemente nella vostra vita quotidiana di cittadine e di cittadini
che possono contribuire alla costruzione dello sviluppo sostenibile secondo la logica che noi in questa sintesi che vi abbiamo proposto abbiamo cercato di proporvi in tutte le sue articolazioni. Come lo dimostra, e chiudo, proprio la tematica dell'evento di oggi, molto interessante. La professoressa Codiglia ha usato il termine capitale umano, ma direi anche capitale sociale, un'espressione che rimanda anche a letture economiche di questo aspetto. La mia lettura, io sono appunto, come sapete, un economista, ma è sicuramente un tema che già da solo apre a delle trasversalità, delle interdisciplinarietà che sono tipiche della logica dello sviluppo sostenibile. Grazie agli ospiti che hanno accettato l'invito, con cui con qualcuno già stiamo facendo da anni una strada assieme, altri li conosco adesso e li ascolterò con molto piacere. Buon lavoro e buon futuro a tutte e a tutti. Grazie molte al professor Marangon. Allora, come diceva anche il professor Marangon, oggi parliamo di benessere organizzativo complessivamente, perché effettivamente un'impresa di qualunque settore che oggi voglia definirsi sostenibile non può prescindere dal considerare l'impatto delle sue azioni sulle persone, oltre che sull'ambiente. Sulle persone a partire dal capitale umano interno, ma estendendosi poi anche alla società, alla collettività. Per questo abbiamo deciso appunto di entrare nei temi, nel merito del benessere organizzativo, del welfare aziendale, e avevamo pensato ad un percorso, ma all'ultimo minuto per oggi abbiamo deciso di stravolgere un po' la scaletta degli interventi. E quindi andremo in prima battuta a parlare di strumenti dell'impresa, dell'organizzazione a favore del welfare aziendale, e chiamerò la dottoressa Chiara Cristini come prima relatrice. Lo spostamento, l'adeguamento della scaletta si rivela così un'emergenza dell'ultimo momento, come spesso capita ai professionisti che sono impegnati sui tantissimi fronti, e Chiara Cristini è veramente iperattiva su molti fronti, in senso buono. Chiara è ricercatrice all'IRES Friuli Venezia Giulia, ma è anche presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pordenone, ed è stata consigliera provinciale di parità a Pordenone per molti anni, per cui ha avuto modo di fare monitoraggio, ma anche di fare da consulente a imprese e aziende proprio sui temi dell'inclusione e del benessere lavorativo, di quelle che possono essere le criticità che aziende e lavoratori affrontano in questo ambito. Lascio subito la parola a Chiara, perché così stiamo perfettamente nel timing previsto, e poi procediamo con gli altri relatori. Prego Chiara, a te il palco, come si dice. Grazie, buon pomeriggio e grazie per l'invito. Condivido io le mie slide. Ok, perfetto. Ecco, quindi il contributo un po' che porto oggi, proprio condividendo anche il percorso legato alla sostenibilità, è ovviamente fa riferimento all'obiettivo 5 di Agenda 2030, quindi proprio il tema della parità di genere. E in particolare così, cogliendo il suggerimento e l'input che mi è stato dato e che è stato dato da questo incontro, un po' cercare di condividere con voi perché e come è possibile adottare l'obiettivo 5 in un'organizzazione, proprio con le linee che sono state suggerite poco fa dalla professoressa Codiglia. Allora, parto da un paio di dati che probabilmente conoscete bene, però sono importanti, quindi alcuni dati di contesto, e che partono da una considerazione tanto banale quanto poco, comunque, di cui si è poco ancora consapevoli, ed è il fatto che soprattutto in Italia e in Europa oltre la metà della popolazione è composta da donne. E già
partire da questa consapevolezza è importante, perché quando ci si occupa di obiettivo 5, poi si vedrà anche perché serve occuparsene anche a livello di mercato del lavoro e di organizzazione, c'è ancora una percezione diffusa che vabbè, forse sono cose un po' secondarie che riguardano minoranze. No, oltre la metà della popolazione è femmina. Ecco, quindi da questo ci dice perché è importante prestare attenzione a queste tematiche. Alcuni dati che vengono presentati sul perché c'è ancora molto lavoro da fare e su cosa bisogna agire quando si interviene a livello di obiettivo 5 parità di genere. Ecco, un paio di dati che so essere noti, ma li riprendiamo, sono quelli del World Economic Forum, che fotografava l'ultimo report, non ne hanno fatti i più recenti, ci dice che se 100 è la situazione di parità, a livello, diciamo così, mondiale siamo a 68,1, quindi mancano ancora alcuni punti, molti punti percentuali, siamo poco più che a metà strada. Per quanto riguarda l'Italia, ci collochiamo al 63° posto della graduatoria mondiale e quindi significa che c'è un problema di parità molto forte, quindi siamo lontani dall'obiettivo 5 di Agenda 2030. Trovo un po' più, diciamo, coerente al nostro contesto gli indicatori usati dall'Europa, dall'Unione Europea, ma anche utilizzando questa formula, questo indicatore complesso, possiamo vedere uno che l'Italia si trova a metà, poco sotto la metà classifica, diciamo così, a livello di Europa 27 e in particolare ci dicono come abbiamo 65 punti su 100 e che l'area in cui bisogna lavorare con maggiore intensità, perché siamo gli ultimi come paese, è quello del lavoro e quindi la necessità di contribuire alla parità di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Parto sempre dai dati perché altrimenti il rischio è che non ci sia la percezione della misura di questo divario che è consistente e ha degli impatti sociali ed economici molto forti. Ve li leggo in velocità, però abbiamo delle problematiche di diverse opportunità di occupazione tra maschi e femmine. Sono oltre 14 punti gender, cioè la forbice, no? Il gender gap di opportunità occupazionali tra uomini e donne, per una molteplicità di motivi che cercheremo così rapidamente di osservare, però è un problema, è uno spreco, per utilizzare termini da sviluppo sostenibile, c'è uno spreco di risorse umane. Queste risorse, quando entrano nel mondo del lavoro, quelle femminili, sono, in un caso su 3, sono part-time, quindi il loro tempo non è tutto nel lavoro, ma non hanno la possibilità di avere lavori a tempo pieno. Non è solo per riuscire a conciliare i tempi lavorativi e familiari, ma perché hanno dei tipi di lavoro in cui il part-time involontario è piuttosto rilevante e quindi questo ha un impatto sulle loro capacità e potenzialità economiche. Si tratta comunque di una occupazione molto qualificata che tuttavia rischia di essere, come vi dicevo prima, non valorizzata al 100% dalle imprese. Se uno dei problemi cardine che sono stati osservati nei decenni, quindi un problema strutturale, è quello proprio della gestione della maternità o della genitorialità o degli impegni familiari con quelli lavorativi, ecco, questo è uno dei grossi problemi che si trovano soprattutto le imprese e il sistema nazionale a dover affrontare ed è una delle tematiche per cui nel corso degli anni, come vedremo tra un po', sono state attivate una serie di politiche anche per il welfare aziendale e più recentemente per la certificazione di genere, quindi cercando di risolvere questi nodi o questi problemi che io vi ho mostrato rapidamente con una serie di dati che rappresentano il grosso vincolo al raggiungimento dell'obiettivo 5 di Agenda 2030. Se iniziamo a entrare nelle imprese, guardare quali sono un po' le problematiche, ve le sintetizzo per sommi, così potete leggere le slide, ma volendo dare delle parole chiave, esiste un soffitto di cristallo molto rilevante, solo su 100 dirigenti solo 14 sono donne. Tutto questo quadro porta ad avere delle retribuzioni inferiori per le donne, quindi un rischio povertà e quindi una diversa potenzialità, come dire, prospettive di reddito anche per le famiglie e c'è questo grande
problema vero e proprio di gestione dei carichi familiari che porta ancora moltissime madri, soprattutto, a lasciare anzitempo il mercato e il mondo del lavoro. Quali sono i motivi? Bene, ci sono di due livelli per semplificare. Uno è di tipo strutturale, la mancanza di servizi, di strutture o di servizi dialoganti, servizi pubblici dialoganti con, ad esempio, gli orari delle imprese, pensate anche solo, insomma, a tutto il mondo delle imprese, ma molto forte è il motivo anche di tipo, le radici di tipo culturale, dove per cultura intendetela nel senso più ampio e più articolato possibile, perché anche le organizzazioni hanno delle proprie culture organizzative, sui sistemi valoriali, ma anche su come rappresentiamo i ruoli maschili e femminili nella società. E tutta questa dimensione culturale è anche la più difficile da affrontare, perché richiede una serie di consapevolezze e di strumenti che come paese non abbiamo ancora così sviluppato come in altri contesti. Qua vi portavo soltanto un esempio, perché una rilevazione Istat di 4 anni fa, in cui ci sono delle convinzioni profonde a livello di società, non solo nelle persone un po' più avanti con gli anni, ma anche nelle giovani generazioni. Quindi ritenere che per un uomo più che per una donna sia più importante aver successo nel lavoro è una convinzione profonda che può portare poi anche chi si trova a gestire le risorse umane a utilizzare questa convinzione, se non è consapevole, determinando i percorsi anche lavorativi o di carriera o di promozione delle proprie risorse umane. Quando si parla quando si vuole affrontare il divario di genere o un'organizzazione da un punto di vista di genere, è quindi importante rendersi conto che siamo davanti a un iceberg e un iceberg con tantissimi livelli di consapevolezza, di valori e di culture, ma che tra di loro sono, come dire, sistemici, quindi agiscono gli uni sugli altri. E questo è molto complicato, bisogna prepararsi, bisogna avere, come ripeto la parola, perché è una parola chiave, la consapevolezza che esistono questi elementi che sinora erano stati un po' così poco considerati o ritenuti come forse secondari rispetto ad altro. Va anche detto che oltre al sistema strutturale e a quello culturale, non è che il nostro paese non abbia fatto niente, anzi qua una slide che è una sorta di film degli ultimi 75 anni che soprattutto dagli anni 70 in poi sono state sviluppate una serie di normative proprio per sottolineare, a parte che è uno dei principi fondanti della Costituzione, la parità tra uomini e donne, ma diciamo che a partire dalla istituzione dell'Unione Europea, con dagli anni 70 in poi, una serie di produzioni normative hanno evidenziato la necessità e il principio cardine dell'uguaglianza e della parità tra uomini e donne sul lavoro. Una serie di normative si sono succedute nei decenni, tuttavia, come avete visto all'inizio, i dati dimostrano che la parità non è raggiunta. E va detto che l'Unione Europea ha lavorato molto, è stata molto, come dire, si è succeduta direttive, normative, regolamenti, ma anche politiche per promuovere le pari opportunità. Però, nonostante abbiamo degli, come dire, degli esempi molto brillanti, a partire da forse la Samantha Cristoforetti è stata l'esempio che ha un po' aperto tutta una serie di nuovi scenari, non so, Presidente del Consiglio è una donna, oppure delle altre eccellenze, tuttavia a livello di microimprese, di tessuto imprenditoriale, non c'è la parità che magari può sembrare sia stata raggiunta solo perché abbiamo degli esempi che sono un po' le rondini che non fanno primavera. Per farla molto breve, dato anche il poco tempo a disposizione, quello che mi preme sottolineare è che proprio recentemente, grazie anche al PNRR e a una serie di strategie europee per la parità di trattamento tra uomini e donne, l'Italia ha fatto un passo in avanti molto interessante a partire dal 2021 con la legge, ve la cito, è l'ultima della slide, la legge 162/2021, perché introduce una azione di sistema molto forte e innovativa, che è la certificazione di genere per le imprese, cioè supera in qualche modo una serie di imposizioni o di approcci, è vietato discriminare, cercando di incentivare degli comportamenti, chiamiamoli virtuosi, o comunque una logica proprio di sistema, di sviluppo sostenibile, di inclusione, di attenzione alle diversità,
che essendo incentivata anche da un punto di vista economico, potrebbe, se ben applicata e ben conosciuta, forse davvero dare una svolta al nostro sistema. Come vi dicevo, un ruolo chiave lo hanno avuto e continuano ad averlo le politiche e strategie per la parità di genere, perché tutto quello che vi mostro anche nelle prossime slide ha sicuramente avuto un impatto davvero forte, un'accelerazione grazie all'Unione Europea e sicuramente anche all'Agenda 2030 e all'obiettivo 5. Cosa succede? Che tuttavia che nonostante queste accelerazioni, come vi dicevo, le culture organizzative tendono a non essersi pienamente adattate a questi nuovi input e a queste nuove sollecitazioni, un po' perché è difficile cambiare le culture organizzative, sono resistenti di solito e tendenzialmente c'è stato, direi fino a 1 o 2 anni fa, la tendenza a dire no, no, beh, abbiamo altro a cui pensare. Ecco, adesso siamo davanti a un cambiamento talmente forte nei mercati, nel sistema in cui operano anche le imprese, che effettivamente non si può più dire no, no, ho altro a cui pensare. L'altro è la percezione che una cosa sia l'uguaglianza e l'altra un sistema per equità, quindi non si può rispondere con misure uguali per tutti quando siamo tutti diversi. Ecco, quindi bisogna adattare e trovare degli strumenti adeguati per fare in modo che tutti si trovino bene in un'organizzazione, diano il meglio e quindi anche diciamo, tutto il sistema abbia lo stesso obiettivo in maniera sinergica. Ecco quindi che siamo arrivati a un punto per cui ci sono una serie di pressioni, dei cambiamenti economici, le trasformazioni demografiche, tutta una legislazione che vi ho mostrato rapidamente che sta cambiando. Siamo arrivati ad un tipo di punto di caduta, insomma, in cui forse l'obiettivo comune è davvero quello di uno sviluppo sostenibile in cui ci sia anche una percezione, una consapevolezza dell'importanza della dimensione di genere. E quindi diciamo siamo arrivati, come vi dicevo, a un punto in cui finalmente, a mio parere, si stanno intersecando in modo positivo tutte le politiche di sostenibilità delle imprese, le strategie, tutti i percorsi che soprattutto delle grandi imprese di diversity ed inclusion, quindi politiche di inclusione non solo di genere, ma anche di persone con diverse abilità, di diverse età in azienda, di provenienza, cioè tutto ciò che riguarda l'inclusione e sicuramente una spinta forte dal 2016 in poi l'attenzione e gli sgravi che derivano dalle politiche di welfare aziendale. Tutto questo ha un po' preparato il terreno a una cultura, un cambiamento culturale prima che organizzativo e si è aperta con una prospettiva più attenta alle politiche di conciliazione, non solo per le donne, ma insomma sicuramente le aiutano molto, alle politiche di work-life balance, ma anche a un'attenzione a valorizzare le risorse umane e le differenze di genere dentro alle organizzazioni. Qual è il problema del nostro sistema Italia e Friuli Venezia Giulia? Che stentano ancora ad essere coinvolte le piccole e medie imprese, che però sono anche l'ossatura del nostro sistema produttivo. Ecco quindi, per tornare no, a questa legge 162/2021 che vi ho citato prima, introduce per legge, sulla spinta di tutto ciò che vi ho detto sinora, questo sistema della certificazione di genere e quindi va a premiare in qualche modo, a spingere le imprese ad adottare una prassi, che è la prassi di riferimento UNI 125/2022, in cui che cosa dice? Sono delle linee guida per il cambiamento, no? Per gestire la parità di genere in azienda e lo fa come? Specificando, introducendo dei KPI, quindi degli indicatori di performance, quindi dei numeri, delle misure e cercando di accompagnare le imprese a prestare attenzione a quelli che sono i temi le aree, scusate, più complesse, su quelle in cui di solito la differenza di genere rimaneva più marcata e ve l'ho mostrata prima nelle slide iniziali. E vi dirò tra pochissimo quali sono le aree, ma anche vi sottolineo come esiste, oltre a queste linee guida, la 125/2022 che vale solo in Italia, ma che è importantissima come spinta per il cambiamento culturale delle imprese. C'è proprio una norma ISO, che è la 30415 del 2021, che è proprio sul diversity
management e valenza a livello mondiale. Ecco, sono due strumenti diversi che si integrano e che possono davvero accompagnare le aziende in maniera strutturale e, come dire, anche con misurazioni e incentivi in questo cambiamento che onestamente fino adesso è stato un po' a macchia di leopardo. Ecco, la UNI-PDR 125/2022 è una linea guida che potete scaricare proprio gratuitamente digitando questa dicitura. Vedete, chiede alle aziende o accompagna le aziende a prestare attenzione alla cultura e strategia. Vedete la parola cultura che ritorna. Le tue strategie e culture tengono conto della presenza maschile e femminile e le valorizza nella governance, nei processi HR, nelle opportunità di carriera, nell'equità remunerativa e tutto il grande tema della work-life balance. Ecco, qua è stato strutturato un sistema, quindi si dà concretezza all'obiettivo 5 in azienda, con la speranza, e su questo anche come IRES siamo molto impegnati, a promuovere questa nuova linea guida perché ne vale la pena. E voi che magari entrerete a breve in azienda, ecco, io spero che semplicemente di avervi un po' incuriosito perché possiate portare un contributo di questo tipo nel contesto in cui andrete a lavorare. Anche perché, e vado quasi a chiudere, anche perché queste politiche sono assolutamente sinergiche con tutte quelle politiche solitamente presenti nelle aziende, quindi le ISO sulla qualità, il sistema di gestione salute e sicurezza, il welfare che viene sempre più adottato dalle imprese, ma anche rientra pienamente nel tema della sostenibilità. Come? Perché fa parte di quell'approccio che è richiesto da Agenda 2030 e sono certa che verrà sviluppata anche dopo, ma di cui ha parlato anche il professor Marangon poco fa. L'impresa non è isolata, non è una cellula, la particella di sodio della famosa acqua minerale, ma è una parte, uno stakeholder di un sistema economico e sociale in cui, come sappiamo, ed è Agenda 2030 che ce lo chiede a tutti gli attori di fare la propria parte. Ecco, con le linee guida per la certificazione di genere, con il sistema di welfare aziendale, finalmente, se posso permettermi una valutazione qualitativa, finalmente anche l'impresa ha capito e gli è stata spiegata, ecco, quale può essere il suo ruolo all'interno di un contesto sociale, legandosi e cercando di mettersi in contatto e in dialogo col sistema che sta attorno, quindi con ad esempio tutti i servizi che ci sono nel territorio, mettendosi a rete con altre imprese per dare risposta alle esigenze di conciliazione e work-life balance e imparando, perché è una competenza che si può apprendere, come leggere la propria, no, la propria organizzazione applicando un principio davvero vecchio, perché è del 95, che è un approccio gender mainstream, cioè imparo a leggere la mia organizzazione non esclusivamente, ma anche con l'approccio gender mainstream, cioè cercando di capire come le mie scelte, le mie politiche e le mie azioni possono avere e quale impatto possono avere su uomini e donne, cercando di non mettere in difficoltà gli uni o gli altri, ma anzi cercando di valorizzarli entrambi e pertanto, come dire, con benefici ovviamente sui sistemi di performance, ma anche sul contesto che mi circonda, perché eviterò fuoriuscite anticipate dall'azienda, imparerò a dialogare con gli stakeholder pubblici del terzo settore, con un beneficio che, come potete vedere, è di sistema ed è pienamente coerente con quanto previsto da Agenda 2030. Io con questo ho concluso, come sapete purtroppo devo scappare, vi ringrazio, vi auguro buon lavoro. Grazie infinite Chiara per l'ottimo intervento e direi che hai messo, come dire, sotto osservazione quello che è il punto centrale, quello che è l'elemento fondamentale che noi diciamo una grande rivoluzione. Il fatto che si entra in una filosofia diversa in maniera molto tangibile, che poi è la scuola di pensiero che regna insomma nell'approccio diversity management, quindi non più solo perché si deve fare perché è giusto, ma perché conviene. Quando l'azienda dici conviene e in maniera tangibile dimostri quanto la certificazione di genere può
portare in termini di produttività, ma anche in termini di sgravi fiscali, giusto? E questa è la parolina magica. Allora a questo punto si può sperare in una, come dire, accelerazione rispetto a queste buone prassi. Ti ringraziamo per il tempo che sei riuscita a dedicarci e magari ti chiederemo, qua mi faccio portavoce di tutti, le slide che caricheremo su il gruppo Teams, nel caso i nostri studenti volessero così ripassare poi dopo. Ciao Chiara, alla prossima, grazie molte. Benissimo, andiamo ora a riprendere un po' il filo, eccoci qua, il filo della conversazione come l'avevamo immaginata, con il caro amico Paolo Fusari, che vi presento tra un attimo, ma prima vi dico un po' la logica che avevamo seguito appunto nel costruire il percorso del webinar di oggi, immaginando di iniziare con così, guardando dentro quelle che sono le tematiche, le problematiche del benessere organizzativo e di quanto le aziende in generale, complessivamente, non soltanto orientate sulle politiche di genere, ma complessivamente, di quanto le aziende appunto oggi siano in prima linea, perché hanno capito o comunque si stanno rendendo conto che trattenere i talenti significa appunto avere un bel vantaggio, quello che noi abbiamo chiamato il sostenibile valore del capitale umano. Paolo Fusari è appunto psicologo del lavoro, già presidente dell'Ordine degli Psicologi Friuli Venezia Giulia, e da alcuni decenni si occupa per importanti realtà aziendali, organizzazioni pubbliche e private, di una quantità di tematiche appunto di consulenza, di intervento per migliorare la qualità della vita delle risorse umane, ma anche si occupa anche di formazione per l'appunto sui temi aziendali. Paolo, ti lascio la parola. Grazie. Eccolo là, ti sentiamo e ti vediamo, a te il microfono, poi nel caso ci fossero delle domande da parte dei nostri partecipanti, come al solito potete scrivere la domanda nella chat del webinar oppure se volete alzare la manina vi facciamo intervenire direttamente con le vostre domande. Prego Paolo, a te il microfono. Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi e grazie alla professoressa Codiglia per l'invito. Sono molto così contento insomma di poter un po' portare un piccolo contributo. Tra l'altro il mio contributo è abbastanza in linea, quindi anche il ribaltamento della scaletta, Renata, non è andato bene, perché insomma alcune osservazioni che faceva la dottoressa sono in linea anche con quello che insomma sto cercando di proporvi, di offrirvi questo pomeriggio. Allora, io ho pensato a questo, cioè di dare alcuni spunti di riflessione, quindi questi sono proprio spunti di riflessione, e portando queste parole, quindi la parola welfare, che è una parola che noi conosciamo, eccetera, ma introducendo anche una nuova parola, forse, oppure una parola, un termine che non siamo molto abituati magari ad utilizzare, quindi questo welfare. E non solo, ma parlare anche di benessere, in questo caso benessere chiaramente organizzativo, eccetera, ma introdurre anche qui un altro termine, forse anche questo poco utilizzato, ma comunque che con il quale dobbiamo cominciare in qualche modo a fare un po' i conti, insomma, che poi è anche un termine molto bello, che è quello del benessere. E su questi 4 temi e parole che vi voglio dire qualcosina. La prima cosa che vi voglio un po' offrire però è una domanda che mi sono fatto, che ci stiamo facendo, pensando proprio allo scenario in cui ci stiamo trovando in questo momento, e cioè la domanda è che cosa sta succedendo
nel mondo del lavoro. E perché sta succedendo anche questo? Perché, come vedete, da ricerche molto recenti, questa è una ricerca del 2023, sembra che sul lavoro le persone non stiano così bene. Il 46% dei lavoratori ha cambiato lavoro negli ultimi 12 mesi o sta cercando o pensando di cambiarlo. Tra l'altro questa percentuale aumenta ancora di più per quanto riguarda gli under 27, quindi sale al 77%, e ancora percentuali abbastanza significative che ci danno un po' lo scenario in cui ci stiamo un po' riflettendo, è che il 55% vuole cambiare lavoro e quindi sta facendo colloqui, sta facendo ricerche di lavoro e così via. Solo l'11% sta bene. Qui ci sono i parametri un po' di cosa vuol dire un po' stare bene, insomma, non solo benessere lavorativo, ma anche psicologico, relazionale, fisico anche della persona, e ahimè solo il 7% dei lavoratori risulta felice. Il 42% dei lavoratori, tra l'altro, si sono assentati al lavoro nell'ultimo anno. Beh, queste sono percentuali che non ci devono allarmare, ma dobbiamo chiederci questo, dobbiamo chiederci anche perché sta avvenendo questo, quali sono le motivazioni e che cosa eventualmente si può fare, in quale direzione possiamo anche andare. Ma un'altra, sempre la stessa domanda da un altro versante, sempre che cosa sta succedendo nel mondo del lavoro, nel mercato del lavoro, e anche qui perché. E qua lo sappiamo un po' tutti che ci sono molti italiani che scappano all'estero per lavorare. E qua tra il 2021 e il 2022 hanno lasciato l'Italia più di 80.000 giovani di età compresa, quindi da 18 e 34 anni, anche se poi qui ci dice questa ricerca che il dato 2022 è un po' in calo rispetto al 2021. Queste sono le principali destinazioni europee di chi ha deciso di lasciare l'Italia, quindi è un numero abbastanza consistente. Però questa indagine ci dice anche che le persone, in questo particolare qui abbiamo il dato un po' dei giovani dai 18 ai 34 anni, dice addio all'Italia, ma però con un po' di tristezza, con un po' di sofferenza, non così in maniera così sempre così felice e così via, perché c'è sempre sofferenza nei candidati italiani quando decidono di abbandonare l'Italia, quindi lo fanno per tutta una serie anche di motivazioni, e le motivazioni più rilevanti sono quelle di una maggiore opportunità, quindi di lavoro all'estero, un gap retributivo, cioè retribuzioni più coerenti rispetto anche ai profili e rispetto anche alle competenze, rispetto all'Italia, una maggiore anche valorizzazione anche delle competenze, insomma, e queste sembrano che siano proprio le leve che spingono maggiormente questa quota abbastanza rilevante anche di italiani, anche di giovani, a lasciare l'Italia, e anche quindi in qualche modo compensando questa, se vogliamo, questa tristezza, oppure questa sofferenza, oppure questo addio come dire, all'Italia, dopo sperando anche che ci possano essere delle migrazioni all'incontrario. Lo scenario di oggi, questo tra l'altro è un cartello che io uso molto anche in altri contesti, per cercare di leggere un po' qual è lo scenario nel quale ci stiamo un po' muovendo anche in questo periodo, e quindi cercare di capire, di dare anche delle risposte a quello che sta succedendo, quindi ai due cartelli anche precedenti. Qui c'è un mix di situazioni che riguardano sicuramente le persone, quindi i lavoratori e le lavoratrici, il lavoro, il contesto in cui ci troviamo, quindi può essere il contesto territoriale, il contesto sociale,
io introduco sempre anche un nostro atteggiamento emotivo, quindi le nostre emozioni, qualsiasi nostra scelta ha un contenuto anche in qualche modo emotivo. Nel mondo del lavoro le emozioni ci sono, non sono fuori dal lavoro, anzi stanno molto anche dentro, e poi ci sono anche in questo nuovo scenario molti cambiamenti e anche, ahimè, alcune perdite. Tra l'altro tutto il periodo della pandemia che abbiamo tutti attraversato, e che non è che sono passati moltissimo tempo, ma dobbiamo sempre non ricordare questo periodo, ma soprattutto narrarlo, perché la narrazione è una cosa diversa dal racconto. Ma sicuramente la pandemia ha influito e ha aumentato sicuramente questo scenario e questi anche indicatori che io ho riportato qua. Ci sono condizioni sicuramente difficili e stressanti di esercizio, che possono essere cambiamenti del mercato, tutta la burocrazia, viene spesso anche citata, delle complessità anche che possono essere complessità tecniche, relazionali e così via. Ci sono cambiamenti a livello anche personale delle persone per quanto riguarda il proprio progetto anche di vita. Ci sono le perdite. Qui la parola perdita è una parola molto importante. Perdere non è assolutamente una passeggiata, quindi faccio riferimento in particolare alla perdita, per esempio, del lavoro, ma non solo, perché c'è una perdita anche nelle persone di autostima e c'è anche una perdita in qualche modo anche di ruolo, e queste sono perdite molto, molto forti. Poi vabbè, ci sono anche le battute di arresto, i fallimenti, insomma, che ognuno di noi magari può sperimentare nel corso della propria vita. E con questi, senza fare chiaramente allarmismi, perché dopo vi dirò un po' anche qualche cosa di più sereno, se mi permettete, ma dobbiamo fare i conti anche con questa situazione qua. Quindi questo cartello ripropone in qualche modo quelli che possono essere le situazioni, gli stressor, così come vengono anche chiamati, che le persone in qualche modo sperimentano nel loro percorso lavorativo, nel loro percorso di vita, quindi con delle situazioni di lavoro, abbiamo visto anche prima, insomma, possono essere un po' complesse, le difficoltà lavorative, la paura anche di sbagliare, gli errori nella pratica professionale sono un aspetto molto importante, le tensioni, le responsabilità che possono essere poco chiare, la poca appartenenza, la poca coesione all'interno dei contesti organizzativi, ma anche di tipo relazionale, un'accentuazione un po' anche di situazioni magari conflittuali per quanto riguarda i rapporti interpersonali, e alcune situazioni personali, come dicevamo anche prima, o anche situazioni un po' che vengono chiamate poi situazioni extra, che possono essere l'accumulo di maggiori tensioni che le persone possono avere. Vedete che questi sono sicuramente degli stressor. Questi stressor possono avere degli esiti sulla persona e sulle persone, in questo caso sui lavoratori e lavoratrici, possono avere degli esiti fisici, psicologici e sociali. Qui in mezzo dobbiamo mettere un cuscinetto che si chiamano moderatori e mediatori, che aiutino quindi le persone in qualche modo a attutire questi stressor e quindi a non arrivare a possibili esiti anche un po' rilevanti da un punto di vista fisico, psicologico e sociale. Tra pochissimo vi darò anche degli esempi di moderatori e di mediatori ai quali ci si può eventualmente riferire. Ci sono anche altri trend che ci aiutano a leggere il contesto e lo scenario di oggi. La prima osservazione è che l'automazione sta sostituendo progressivamente nei contesti organizzativi, nei contesti aziendali, sta sostituendo progressivamente il lavoro di routine. Quindi questa è una buona cosa, perché vuol dire che l'automazione sta in qualche modo riumanizzando anche il lavoro.
quindi diminuendo progressivamente un po' i lavori magari rutinari o facilitando anche, chiaramente, non solo lavori di routine, ma facilitando anche il nostro lavoro professionale. Questo va chiaramente a tutto vantaggio di altre competenze, di altre capacità che invece stanno comunque crescendo di importanza, e quindi sono la capacità di risolvere i problemi, gli aspetti, la creatività, anche l'empatia, le relazioni, insomma. Quindi è molto interessante anche questo, dobbiamo leggerlo anche in questo modo. Ci sono poi dei cambiamenti tecnologici che li abbiamo sperimentati in questo ultimo periodo, che stanno rendendo più labili i confini dell'azienda. La dottoressa prima ha sottolineato alcuni di questi aspetti, io li sto studiando magari da un altro punto di vista. Smart working e gig economy, quindi un modello economico basato prevalentemente sul lavoro chiamato occasionale e temporaneo, sicuramente, quindi sono cose molto recenti queste, ha modificato le interazioni tra i lavoratori e le aziende. Si sono, con queste, per esempio, con questi due esempi di cambiamento tecnologico, di modo di lavorare e così via, si sono ridotti sicuramente i costi aziendali, ma si è notato da indagini, eccetera, che è calata la soddisfazione personale e la connessione anche tra colleghi. Poi ci sono altri nuovi trend, quelli che sono un po' i desiderata anche dei lavoratori. Questo è riportato da una, vedete, sempre ricerca molto recente. Il 27% dei lavoratori preferirebbe non lavorare mai o quasi mai da remoto, quindi smart working. Il 17% invece opterebbe per 5 giorni alla settimana di smart working. Nonostante questi cambiamenti, quindi che abbiamo detto tecnologici, ma insomma poi ci sono un po' di osservazioni che si possono fare. In alcuni casi, all'incontrario, sia invece per quanto riguarda lo smart working, questo è un fenomeno molto interessante e anche molto studiato, si è sviluppata la famosa sindrome della capanna. Cioè le persone vogliono stare a casa, non vogliono più ritornare in ufficio. O addirittura stiamo anche osservando che con la sperimentazione dello smart working molte persone hanno detto: non torno più a lavorare, non vado più a quel lavoro là, mi licenzio e quindi sperimento dei miei nuovi percorsi anche autonomi. E questa è un'altra molto interessante anche riflessione che dobbiamo fare per capire un po' dove stiamo andando e lo scenario in cui siamo un po' coinvolti. Le nuove generazioni, anche questo è anche un nuovo trend che dobbiamo considerare. Il 64% dei lavoratori italiani under 35 si sente un po' affaticato, quindi sotto stress. Il 54% degli over 35 e il 44% degli over 55 sono preoccupati del loro lavoro e della loro stabilità economica. E il 60% dei lavoratori, quindi insomma va bene, c'è una percentuale abbastanza interessante, solo però il 60% dei lavoratori italiani è soddisfatto della propria professione. Allora, mi chiedo, per cercare di coniugare queste due parole, welfare e welfare, le politiche di welfare aziendale, considerate in una maniera un po' tradizionale, ma insomma più o meno sono un po' anche questo, cioè tutte quelle iniziative messe in atto dall'azienda, dall'organizzazione per rendere sicuramente la qualità lavorativa e la qualità di vita anche dei lavoratori maggiore, eccetera, si possono tradurre un po' in alcuni di questi esempi che io qua in questa lista vi ho portato, molto interessanti. Di solito si mettono in atto sia a livello di organizzazioni private che di organizzazioni pubbliche e anche private. Tutte vanno chiaramente nella direzione anche di una conciliazione vita-lavoro, ma mi sto chiedendo e chiedo, insomma, un po', insomma, siamo sicuri che queste azioni o solo queste azioni, quindi solo queste politiche di welfare, siano in qualche modo sufficienti o ci sia la necessità di qualcos'altro? E io penso che, non penso solamente io, ma come spunto di riflessione, io penso che si può sicuramente fare qualcosa per stare meglio sul lavoro, quindi coniugare
queste politiche di welfare con altre azioni di welfare, che vuol dire stare bene, il welfare vuol dire stare bene, favorire il benessere, ma anche il bellessere per quanto riguarda il lavoro. Qui vi porto un cartello che vi introduce un po' il concetto di benessere organizzativo, ma anche introduce questo termine anche di bellessere. Allora, benessere sicuramente è stare bene nel contesto di lavoro, avere tutta una serie di azioni che permettono, insomma, condizioni anche psicofisiche positive. Il benessere, che si può dire proprio come vuol dire stare bene, sta bene chi riesce in qualche modo ad esprimersi sicuramente nel lavoro, però dobbiamo aggiungere a questo benessere anche questo termine bellessere, che vuol dire speranza di un benessere futuro, quindi non è un gioco di parole, perché avere speranza vuol dire avere una progettualità, perché quando noi abbiamo speranza vuol dire che noi pensiamo di poter realizzare qualche cosa. Allora non dobbiamo lavorare sulla progettualità e sulla speranza, sul bellessere, in modo che non ci siano queste perdite in qualche modo di speranza, come qualche volta abbiamo osservato, e anche il periodo della pandemia ha portato molto a perdite di speranza nelle persone. Le persone quindi hanno perso un po' la progettualità, dobbiamo ritornare a questo. E quindi qui ci vuole sicuramente un po' di tempo per sperimentare un po' queste cose, però è necessario sicuramente uscire da una idea della paura e della perdita, che insomma qualche volta ci sta anche un po' troppo coinvolgendo e così via, e quindi entrare in una idea di benessere, unito chiaramente al benessere, e quindi un'idea anche di speranza e quindi di progettualità futura. Questi possono essere alcuni indicatori sui quali ci si può orientare per favorire questo coniugare del benessere, del bellessere, del welfare e del welfare. Qui ci sono, vedete, tante cose, bisogna lavorare su queste in alcune organizzazioni, in alcuni contesti aziendali che insomma conosco, insomma si sta già anche lavorando su questo. Aggiungerei anche quello che diceva anche la dottoressa di prima dell'IRES, la ricercatrice dell'IRES, anche questa parità anche di genere, molto importante, però vedete che bisogna lavorare molto per avere obiettivi di lavoro chiari, ruoli, compiti, regole, informazioni chiare, ambienti di lavoro sicuramente più confortevoli, sviluppo di buone pratiche, ma poi anche chiedersi se queste buone pratiche hanno avuto effetto, quali esiti hanno avuto, quindi c'è tutto un lavoro anche di rendicontazione e di analisi anche delle buone pratiche, percorsi formativi. Bisogna valorizzare di più i successi e le cose ben fatte nei lavoratori. Di solito i lavoratori vengono bastonati, tra virgolette, se sbagliano, non vengono valorizzati se invece fanno bene oppure stanno facendo anche bene il loro lavoro. Questa è una cosa che bisogna cominciare un po' a ribaltare, riconoscere e gestire i conflitti nelle persone, maggiore partecipazione, favorire le relazioni. Adesso in alcune aziende, sia pubbliche che private, si stanno sviluppando gli sportelli di ascolto, dove ci sono colleghi e colleghe psicologhe, insomma, anche che sostengono questi sportelli di ascolto e di supporto psicologico, in particolare per quanto riguarda anche lo stress sul lavoro e altre cose. Poi bisogna mettere in campo fortemente azioni di prevenzione sul lavoro, e qui mi dispiace dirlo, ma si sta continuando a morire sul lavoro. Sul lavoro non si può morire, ma purtroppo stiamo osservando un aumento abbastanza rilevante di morti sul lavoro, e qui anche bisogna in qualche modo lavorare. Quindi cercare probabilmente di dare un nuovo senso al welfare con una visione più antropocentrica, quindi centrata sulla persona,
vedete, un welfare, quindi inteso come stare bene al lavoro, anche fuori dal lavoro, quindi qui bisogna probabilmente superare anche un concetto forse tradizionale di benessere, in cui il benessere era inteso come una conciliazione anche un po' tra la vita, il tempo di lavoro e così via. Invece qui c'è un po' un nuovo modo di intendere e di vedere un po' le cose, vedete, lavorando e stando in una società cosiddetta, tra virgolette, liquida, che non è quindi, non vede solamente l'impresa, che non è impresa, non è famiglia, ma è comunità, e quindi è territorio, è comunità, è collettività e così via. Significa rinsaldare in qualche modo il legame che c'è tra l'azienda e le persone e generare un autentico senso di comunità. Se mi permettete, qui per esempio tutte le esperienze che si stanno facendo ormai da tempo, ma si stanno facendo ancora sempre più bene, che sono per esempio i bilanci sociali delle imprese. I bilanci sociali sono un esempio veramente importante anche di come l'impresa debba essere intesa proprio come una comunità. Valorizzare sicuramente, possono fare queste cose sia le persone che l'organizzazione, quindi vedete quanto può fare in una maniera veramente però di intersezione tra l'organizzazione e le persone. Ognuno ha il suo ruolo, anche le persone che lavorano hanno dei ruoli anche per raggiungere anche questi obiettivi, quindi il rafforzamento delle competenze, ruoli attivi e così via, mentre l'organizzazione deve favorire un po' tutte queste cose qua. Questi, per finire, sono esempi di mediatori e moderatori, quelli che in qualche modo attutiscono quegli stressor che prima vi mostravo, quindi sono un po' le leve d'azione, quindi i mediatori e i moderatori da attivare sono le risorse personali, quindi vuol dire anche competenze e così via, le risorse relazionali, le risorse sociali, il sistema sicuramente dei servizi, i sistemi di welfare accompagnati anche poi ad altre azioni anche di stare bene anche sul lavoro, protezioni normative sindacali, formazione e orientamento. La conclusione è questa, è l'ultimo cartello, quindi coniugare risorse interne e risorse esterne, quindi persona e organizzazione, per arrivare a questa un po' visione anche dell'impresa anche come comunità, e vedete quindi quanti possono essere quali possono essere l'attivazione delle risorse interne individuali, quindi fattori di identità positiva, l'autostima, le competenze per esempio e così via, ma poi anche le risorse esterne che non sono solamente fattori di tipo organizzativo, quindi proprie dell'organizzazione eccetera, ma sono anche fattori ambientali, anche fattori di comunità che possono sicuramente aiutare a andare in questa direzione, cioè di questo coniugare queste risorse interne e risorse esterne. E io con questo ho finito, con questo cartello, e passo la parola alla Renata. Grazie molto Paolo. Beh, grazie soprattutto per questo approccio sistemico, olistico, come diciamo noi psicologi, perché effettivamente è un percorso difficile però inevitabile, evidentemente, e infatti le criticità che tu ci hai presentato all'inizio ci dicono che qua il ragionamento deve essere ampliato, aperto e poi la capacità, l'abilità di chi interviene è quello di mettere in evidenza di volta in volta quelle che possono essere le variabili, come dire, decisive nel migliorare. E grazie soprattutto per questo concetto di bel essere, che se permetti io mutuo molto volentieri, magari ne riparliamo ancora, perché effettivamente non basta stare bene fisicamente, abbiamo capito, ci vuole ben più di questo, e ci vuole appunto anche la percezione della bellezza della propria vita, oltre che appunto il contesto lavorativo sicuro magari, che peraltro è ben necessario. Allora vediamo... Scusami Renata, questo non è un termine mio, ma è un termine di un mio carissimo amico che ormai non c'è più, che non si code del lavoro, che si chiama Enzo Spalda. Ah, accidenti. È roba sua.
è roba ecco, ecco, e dici nulla, insomma. Vabbè, beh, però prometto che cercheremo una nuova occasione per confrontarci su questi temi, perché io sì, ovviamente sono sempre innamorata fin troppo di questi argomenti, ma sono, credo, spero anche per i nostri studenti e studentesse molto stimolanti, in un'ottica poi di quello che sarà il loro benessere, benessere della loro vita professionale futura. Non vedo domande, ok, per cui chiederemo anche a te se ci consenti di utilizzare le tue slide come materiali del corso che pubblicheremo nel team del corso per l'appunto. Ok, non vedo manine, quindi grazie molte Paolo e grazie, procediamo con l'intervento successivo e quindi con l'intervento di Roberto Orsi. Allora, abbiamo capito che il tema di oggi appunto apre il ragionamento su più di un goal dell'agenda 2030 ONU. La parità di genere, il goal 5, come ci ha detto Chiara Cristini, ma anche appunto il goal 3 che è dedicato a salute e benessere, e l'intervento di Paolo Fusari l'ha messa sotto la lente di ingrandimento, ma va anche oltre appunto il goal 8, lavoro dignitoso, il goal 9, riferimento a innovazione aziendale e quant'altro. Tutto questo però poi richiede che l'azienda non solo abbia compreso il valore del proprio capitale umano, ma riesca anche a comunicarlo, a trasferirlo, a in qualche modo, lo dico così, tra virgolette, venderlo come asset, come reputazione propria. E qua abbiamo chiamato appunto l'amico Roberto Orsi, che con noi, come diceva Francesco, condivide un po' di percorsi anche in questo periodo, poi magari dopo gli diremo anche quali, in modo che poi il prossimo anno e nei prossimi anni possano raggiungerci questi percorsi. Roberto Orsi è direttore di Osservatorio Socialis, osservatorio che conduce costantemente dei monitoraggi e raccolta dati appunto sui temi della comunicazione e della responsabilità sociale di impresa, quindi ha il polso di quello che le aziende stanno facendo appunto sul fronte, diciamo, employer branding e talent management. Roberto, li uso tutti e due questi termini così ci mettiamo d'accordo, siamo d'accordo perlomeno tra di noi. Oltre a questo, Roberto Orsi ha fondato anche RP Comunicazione, che è società di consulenza strategica specializzata appunto per fornire poi consulenza alle aziende che intraprendano e vogliano arrivare a dei buoni risultati in tema di responsabilità sociale. Oggi le abbiamo chiesto di fare un focus su appunto della comunicazione del proprio capitale umano. Prego Roberto, 20 minuti anche a te, nel caso poi una o due domande se ci sono, e vediamo se gli studenti ce le scrivono nella chat nel frattempo. Grazie molte. Ok, perfetto. Va tutto bene? È perfetto, grazie. Vedo che hai usato anche il template del nostro corso, quindi magnifico, ti ringraziamo. Ma ci mancherebbe. Allora, intanto grazie dell'invito, ho accettato volentieri e mi fa molto piacere aver sentito i primi due interventi e le introduzioni della professoressa Codiglia piuttosto che del professor Marangon, che mi fanno rendere orgoglioso in qualche modo dei dati che possiamo condividere, perché in questo periodo l'Osservatorio Socialis è, come dire, in punta di penna di un bel po' di aziende molto importanti, con le quali stiamo dialogando, importanti nel senso che sono grandi, con migliaia di dipendenti piuttosto che multinazionali, con le quali però stiamo dialogando, e quindi io sto capendo che il tema
del talent management e dell'employer branding sia un tema che va assolutamente d'accordo con i temi che sono stati diciamo evidenziati nei due interventi precedenti, ma che è importante, diciamo, al quale è importante dare un po' una base numerica. Cioè, quello che voglio dire è quello che adesso vi presenterò in queste slide. Allora, qual è il trend? L'osservatorio Socialis è stato fondato più di 20 anni fa, l'ho fondato più di 20 anni fa, ha prodotto 10 rapporti sull'impegno sociale delle aziende e ha sostanzialmente esposto un dato che è impressionante, perché noi monitoriamo l'impegno sociale, gli impegni sociali, economici e ambientali, come oggi si dice ESG, no? È un acronimo che ha trasformato l'acronimo CSR, ma insomma l'importante è che chi ci ascolta sappia e capisca. Ha portato il dato degli investimenti, cioè quanto i giornali dicono quanto scommettono le aziende in ambito responsabilità sociali, economiche e ambientali, è arrivato a 2 miliardi e 162 milioni di euro nel 2021, anno peraltro diciamo sotto osservazione anno Covid, quindi specifico che il campione, lo vedremo nella slide successiva, è un campione di aziende con più di 80 dipendenti. D'altra parte non potrebbe che essere altrimenti, perché aziende molto piccole non hanno la possibilità di fare questi grandi investimenti. Come dico, è un valore più che quintuplicato dal lontano 2003, anno in cui abbiamo cominciato a monitorare questo fenomeno. Questo è il trend. Noi siamo arrivati al 96% delle aziende del campione, quindi aziende con più di 80 dipendenti in Italia, il 96% ha dichiarato di investire negli ambiti che, come ripeto, sono gli ambiti della responsabilità sociale, economica e ambientale. Questo dato l'ho inserito dato il pubblico, no? Che abbiamo oggi, cioè è un dato piuttosto importante che fa vedere che dal 2014 al 2020, cioè negli ultimi 10 anni, una specializzazione negli ambiti CSR, di Corporate Social Responsibility, un master, un corso universitario, una tesi di laurea, rappresenta, abbiamo chiesto, rappresenta un elemento di distinzione nel curriculum professionale. Vedete che in 10 anni siamo arrivati all'80% delle aziende che dichiarano: ma ragazzi, io ci faccio caso quando faccio un colloquio, ci faccio caso quando faccio un colloquio con un giovane piuttosto che con uno che vuole cambiare lavoro. Questa è la cosa che ci riporta invece alle nostre tematiche, il dato che ci riporta alle nostre tematiche. Abbiamo chiesto alle aziende campione: durante lo scorso anno la sua azienda ha messo in atto azioni, iniziative di attenzione ai dipendenti, quindi come dire, qualcosa di estremamente orientato, no? A tutti i temi che abbiamo sentito esplorare prima dai due relatori precedenti. Allora, primo posto, 38% attività di formazione e valorizzazione. Secondo posto, iniziative sociali nelle sedi. Non sto qui a spiegare ma che cosa significa iniziative sociali, perché dentro c'è la qualunque, c'è tante cose che riconducono al benessere, al tentativo di raggiungere il benessere dei dipendenti e forse anche il bellessere, come diceva Paolo Fusari prima. Al terzo posto la valutazione delle competenze efficienza per lo sviluppo delle carriere. Varie iniziative di welfare aziendale, 30%. Monitoraggio del clima, esigenze e motivazioni, 29%. Sostegno dell'attuazione alle pari opportunità, 27%, miglioramento della comunicazione interna, verifica dei sistemi di remunerazione e incentivi,
iniziative di work-life balance e attività ricreative e culturali. Questo è il quadro 2022. Questo vuol dire che quello che qualche anno fa non era così in alto in questa sorta di classifica, oggi, come vedete, insomma, ci sono tutti i temi che sono stati evidenziati negli interventi precedenti che salgono agli allori, agli allori, vanno a prendersi gli allori. Allora, chi si è attivato? Questo è sempre sul campione delle aziende intervistate. In termini di benchmark, diciamo così, il settore bancario e assicurativo, perché l'indagine naturalmente è fatta su tutte le tipologie di aziende, ha attivato di più degli altri il sostegno dell'attuazione alle pari opportunità e il monitoraggio del clima, delle esigenze e delle motivazioni. Questi sono dati molto interessanti, vi fa capire, sono tante piccole fotografie, se vogliamo tanti piccoli selfie, no? Come se questi settori se li fossero fatti da soli, hanno risposto loro alle domande. Quindi il settore dell'elettronica, l'informatica, le telecomunicazioni ha scelto soprattutto di attività di formazione e valorizzazione. Il comparto chimico-farmaceutico soprattutto si è concentrato su quest'ultima attività e sulla formazione, cioè l'attività di incentivazione e valutazione delle competenze e per lo sviluppo delle carriere. E il settore metallurgico soprattutto nell'organizzazione di iniziative sociali nelle sedi, sulla formazione e sulla valutazione delle competenze. Queste sono tutte iniziative che lato imprese stanno facendo per sviluppare un rapporto con le persone che lavorano all'interno dell'organizzazione più favorevole. Win-win. Se io ho un dipendente contento, ho una relazione buona con il cliente, con il dipendente, scusate, riesco ad avere un'ottima relazione con i clienti, aumento la mia reputazione interna e soprattutto faccio meglio il mio business, perché lo faccio con una squadra coesa. Questo è un atteggiamento molto molto in voga, se vogliamo, in questo periodo. Quindi, perché si è aperto questo scenario? Ovviamente, abbiamo detto, può sembrare anche un paradosso, ma sì, ormai dobbiamo dire grazie alla pandemia abbiamo cambiato passo su queste cose. E poi, diciamo, come sfondo, cosa possiamo prendere? Le 5 aree di azione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: persone, pianeta, pace, prosperità e partnership. Diciamo, nella sintesi sono i 17 goal delle Nazioni Unite. I Fridays for Future di Greta Thunberg, i consigli di Papa Francesco, che sono tutti orientati sulla attenzione alle persone. Greta Thunberg, attenzione all'ambiente, nel quale le persone lavorano, tutti non solo lavorano, ma vivono. L'ormai prossimo arrivo delle nuove normative dell'Unione Europea, che è bene che voi sappiate, arriveranno delle norme che obbligheranno le aziende, anche non solo quelle quotate in borsa, a rendicontare informazioni non finanziarie. Quindi la platea si estende a circa 49.000 aziende in Europa, circa 6-7.000 in Italia, aziende che su questi temi non possono più non fare qualcosa, devono per forza agire. E come abbiamo visto, il primo obiettivo dell'azione delle imprese di questi ultimi anni è il dipendente. E poi, non ultimo, citato, questo l'Unione Europea l'ha proclamato anno europeo delle competenze. Io aggiungo delle competenze trasversali. Sostenibilità e competenze, come abbiamo detto, sono le competenze trasversali che avranno in qualche modo più valore, cioè bisogna che chiunque, qualsiasi materia stia studiando, abbia comunque in mente che la sostenibilità diventa il minimo comune denominatore di qualsiasi professione andrà a fare. Quindi questo
è un orizzonte che si consolida, vi ho scritto, e si estende sempre di più e si allarga a tutte le azioni che producono o promuovono impatti positivi per la sostenibilità economica, ambientale e sociale. E in più vi voglio segnalare che sale sempre di più il valore di nuove figure professionali, nemmeno più tanto nuove, che però sono di riferimento per la sostenibilità, il Sustainability Manager, i responsabili CSR all'interno dell'azienda piuttosto che i responsabili della sostenibilità, i delegati alla ESG Strategy, sono coloro che saranno chiamati o sono già chiamati a condurre in porto buone relazioni con i dipendenti, redigere il bilancio sociale e o di sostenibilità, che come vi ho detto prima diventerà obbligatorio. Tutta una serie di azioni che attengono alla sostenibilità, che però è un tappeto ormai. Sopra la sostenibilità c'è tutto il mercato, tutte le persone, tutti gli stakeholder delle aziende. E qui vengo a trasmettervi un censimento che abbiamo fatto, perché qui c'è il ruolo delle imprese e il ruolo delle università, che devono, come dire, hanno in qualche modo un obiettivo comune, no? Cioè quello di sviluppare competenze trasversali in tema sostenibilità e che aiutino l'uno con l'altro. Le università in particolare stanno raccogliendo una domanda formativa da parte di chi diciamo offre lavoro, no? Quindi l'abbiamo censito, abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento 70 atenei italiani, cioè tutti quelli che all'interno dei loro corsi e dipartimenti, insomma, avevano evidenziato dei temi che potevano condurre alla sostenibilità, e ne abbiamo censiti 813, se non ricordo male il numero esatto. 424 al nord, 178 al centro, 211 sud e isole, distribuiti così. Atenei, insegnamenti. Vedete? Adesso facciamo un caso del più alto, Emilia-Romagna, insegnamenti 119, veniamo al Friuli Venezia Giulia, per esempio, insegnamenti 21, Calabria 16, ecco, questo è un po', però 800 insegnamenti sono veramente tanti, e le macro aree disciplinari sono queste, cioè il 50% di questi insegnamenti attiene alle facoltà ingegneristico-scientifico-ambientali, il 36% all'area disciplinare economica, il 10% alla sociopolitica, il 4% all'umanistica. Calcolate che questo censimento è stato fatto 2 anni fa, è possibile che ci sia un ulteriore scostamento, nel senso che il tema della trasversalità è stato ben recepito, soprattutto dagli atenei molto impegnati nell'ambito della terza missione, piuttosto che nell'ambito della RUS, della rete delle università sostenibili. Quindi, come vedete, ecco, sono dati che però già ci danno una fotografia interessante. Vedete? Insegnamenti nord-sud, le aree tematiche sono ancora più interessanti, perché come vedete 196 insegnamenti in Italia nell'area tematica ecologia, gestione sostenibile di processi e produzioni. Qui ci sono aree tematiche che sono le aree tematiche di chi vuole lavorare nella sostenibilità nel futuro. Quindi nell'ambito dell'economia e diritto e sostenibilità, economia ed etica, diritto, ce ne sono ben 151 di insegnamenti. Economia e ambiente, green economy, 129. Diversity management e social inclusion, vado giù in basso, 19, che non sono pochi, perché insomma è veramente un tema di nicchia, anche se è un tema
quello dell'inclusione, del gender gap, ma soprattutto dell'inclusione dei disabili, ad esempio al lavoro, che sta avendo l'attenzione che merita, no? Poi soprattutto perché insomma sono problematiche molto molto importanti e che comunque denotano il valore di un paese. Se c'è attenzione su questi temi, il paese vuol dire che è un paese moderno, no? che riesce a focalizzare bene il suo ruolo di driver in qualche modo della sostenibilità, no? Dell'essere sostenibili. Poi abbiamo messo a confronto, e poi praticamente dopo questi dati ho finito, però vi ho dato due spaccati che secondo me sono importanti, perché da una parte ci sono gli atenei, dall'altra ci sono, cioè chi forma le persone che devono andare in azienda, e dall'altra ci sono le aziende che hanno determinate aspettative ma anche determinate attività. Le accademie aziendali ne abbiamo censite 120, probabilmente sono anche un po' di più, ma il problema delle accademie aziendali in ambito sostenibilità è questo, è il fatto, questi sono gli ambiti delle accademie, energia e servizi. Pensate a aziende come come TIM, come Saipem, ecco, come vedete grande distribuzione, quindi Conad piuttosto che altro, agroalimentare appunto, moda e abbigliamento, bancario e finanziario. Questi sono abbiamo diviso le 120 accademie censite nei settori di attività delle aziende madri, ma le tematiche formative sono tematiche, e qui c'è un grande sviluppo delle opportunità di formazione. La maggior parte delle tematiche sono di upskilling tecnico, cioè vuol dire che nelle accademie aziendali si insegna all'operatore team, adesso banalizzo, a posare una fibra. Il tema della sostenibilità non è ancora sostanzialmente valutato importante per poterlo mettere, come dire, appunto, come anche lì come tappeto di tutta la formazione. È una missione che l'Osservatorio Socialis si sta prendendo, quello di convincere queste accademie a sviluppare questo progetto. In questo insomma lavoreremo insieme anche con la magnifica Università di Udine, insomma, per promuovere questa cultura, perché lo credo veramente molto importante. Però vedete, skill tecniche, le academy svolgono un ruolo di engagement dei dipendenti negli ambiti leadership and management, digital transition, digital skills, comunicazione e marketing, gestione delle risorse umane, ma tutti questi corsi dovrebbero avere un pezzettino modulato relativo allo sviluppo sostenibile, e quindi c'è un gap da colmare. Queste sono, vedete, upskilling, leadership, quelle che vi ho appena segnalato. Io finisco con questo ultimo dato che abbiamo rilevato da parte delle aziende. Abbiamo chiesto: scegli tra queste 6 aree che riteniamo indispensabili per la definitiva affermazione delle tematiche della sostenibilità nell'azienda, nella tua azienda. Scegli le 2 più importanti per strutturare la CSR, per far mettere radici alla responsabilità sociale nella tua organizzazione. Formare il personale, essere sempre coerenti, primo posto, ma vedete che non sono molto lontane uno dall'altro. Programmare e misurare, condividere a tutti i livelli, sempre stiamo parlando di sostenibilità, ascoltare i consumatori e, stranamente in questo caso, fare e far sapere, come dire, il contrario sembrerebbe che insomma il tema del greenwashing qui veda una negazione, insomma, in qualche modo, no? Le aziende dicono: ma
è più importante formare il personale, è più importante essere sempre coerenti, però far sapere è assolutamente importante. Nel momento in cui uno fa delle cose fatte bene è giusto assolutamente farle sapere. Ecco, quindi questo è quanto. Io vi lascio con una frase di Adriano Olivetti che mi piace particolarmente, che fortunatamente insomma viene periodicamente preso a modello per le aziende sostenibili. Può l'industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell'indice dei profitti? Ma non vi è, al di là del ritmo apparente, qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica? Vi lascio i miei recapiti. Grazie molte Roberto, ti chiederemo anche magari di lasciarci tutta la presentazione. Assolutamente. Ricca, veramente ricca di dati e di spunti. Vi chiedevo se il nostro corso interdisciplinare, trasversale, interdipartimentale era inserito, visto che non apparteneva alle due categorie che voi avete censito. Perché appunto noi l'abbiamo pensata per andare oltre a quelli che possono essere singoli insegnamenti dei corsi di laurea, o anche, come già l'Università di Udine fa, corsi di laurea interamente dedicati, e quindi diciamo una terza categoria. Vogliamo essere qualcosa appunto che come dire, parli al cuore e agli stili di vita di tutti, prima che stare in ambiti disciplinari particolari. Però oltre a questo, appunto, con te abbiamo iniziato anche un nuovo percorso da quest'anno, che è destinato invece al dopo laurea. In qualche modo l'abbiamo intitolato ESG Training Program, e cioè, fin d'ora magari invitiamo agli attuali studenti futuri laureati a iscriversi il prossimo anno o anche più avanti, appunto, al nostro ESG Training Program. Vedo anche il professor Marangon felice, perché il professor Marangon è l'attuale direttore di, appunto, corso di aggiornamento e perfezionamento denominato ESG Training Program, destinato a che cos'è, a chi, Roberto? Una battuta. Allora, in una battuta, è destinato a imprenditori che vogliono fare della sostenibilità i loro pilastri, vogliono conoscere i pilastri sui quali far crescere le proprie organizzazioni, perché senza sviluppo non c'è sviluppo senza la sostenibilità, oggi come oggi. Ho cercato di spiegarlo, però il corso sta andando benissimo. La platea, i discenti sono 28 imprenditori, delle più, anche c'è qualche laureato naturalmente anche, che vuole intraprendere fin da subito questa carriera, ma gli imprenditori hanno capito quello che abbiamo spiegato all'inizio, cioè che è venuto il momento di essere adeguati a quello che si aspetta, che il mercato si aspetta, che i consumatori si aspettano e che i dipendenti si aspettano. Bisogna essere adeguati. Dentro questo corso stiamo valutando e stiamo sviluppando tutte queste competenze, che sono competenze trasversali, peraltro. Fantastico, e che oltre a servire alle imprese magari contribuiranno forse in qualche modo ad assumere i nostri laureati nei prossimi anni sui temi della sostenibilità. No? Assolutamente, perché no? Perfetto. Grazie molte, grazie Roberto. E andiamo al prossimo e ultimo intervento e vediamo se Valeria Brogianna, che è collegata, eccola qua, sta arrivando, bellissima Valeria, con lo sfondo Teams di Uniud Sostenibile. Grazie molte per questo omaggio. Ciao Renata. Ben ritrovata. Lasciami un minuto che ti presento al nostro pubblico, alla platea di oggi. Allora, Valeria Brogianna, oltre che, io direi, primo titolo importante, è una carissima amica dell'Università di Udine, ma di tante nostre iniziative. Ma oggi la presentiamo come presidente del gruppo CGN Servizi, e infatti le abbiamo chiesto nel suo intervento, di raccontare quello che CGN
fa nell'ottica appunto del benessere organizzativo. Valeria Brogiani è anche presidente di Anima Impresa e tengo molto così a sottolineare l'attivismo, la presenza per noi preziosissima di Anima Impresa su tantissime nostre iniziative di formazione e altro. Anima Impresa è una rete di aziende prevalentemente della regione, ma non solo, e ha appunto la missione fondamentale di sensibilizzare le aziende e anche in qualche modo di accompagnarle verso i temi della sostenibilità, della responsabilità sociale d'impresa. Quindi diciamo una missione anche di tipo associativo che è particolarmente importante. Allora, Valeria, Paolo Fusari oggi ci ha detto che solo il 7% dei dipendenti in azienda dice di essere felice. Mi sembra che, come dire, lo spunto capiti a fagiolo, perché Valeria Brogian, oltre ad essere presidente, ricopre anche il ruolo di Chief Happiness Officer, ovvero manager della felicità. Per alcuni forse sentiranno per la prima volta questa titolazione, però in realtà è un'onda che sta arrivando e che sta coinvolgendo sempre più realtà aziendali. E quindi noi oggi ti chiediamo appunto di raccontarci qual è il tasso di felicità nella tua impresa, ma soprattutto che cosa bisognerebbe fare per effettivamente andare verso questo obiettivo collettivo. Prego Valeria, a te il microfono. Grazie Renata, grazie mille per questa possibilità e grazie mille per l'invito. Devo dire che ho ascoltato con grandissima attenzione i 3 interventi che mi hanno preceduto e devo dire anche con una punta di soddisfazione. Una punta di soddisfazione perché i 3 interventi che mi hanno preceduto mi hanno detto che siamo sulla strada giusta. Io oggi rappresento il mondo dell'impresa, non solo la mia, come hai giustamente ricordato tu, perché sono presidente di un'impresa familiare, perché i soci siamo il papà, fondatore e 2 figli. Io attualmente sono la presidente. Ma non rappresento solo la nostra azienda, che è un'azienda comunque media del territorio friulano, perché noi siamo ormai 270 persone, lavoriamo nell'ambito del terziario avanzato perché creiamo servizi informatici per commercialisti e consulenti del lavoro, quindi con sede a Pordenone, 270 persone, e ci rivolgiamo a tutta Italia e il nostro business è proprio questo, rivolgerci a commercialisti e consulenti del lavoro e creare per loro servizi, ove per servizio consideriamo la triangolazione di software, assistenza telefonica e telematica e formazione, prevalentemente da remoto dopo il Covid. Questo è il nostro business. Ecco, io rappresento questa realtà del territorio, ma rappresento anche altre 100 realtà del territorio, che sono tutte ugualmente, se i nostri soci, i nostri 100 soci di Anima Impresa avessero ascoltato questi interventi precedenti, sarebbero stati altrettanto soddisfatti come me, perché ci dicono questi interventi che, seppur in maniera imperfetta, come è l'impresa, perché l'impresa è fatta di uomini, quindi non è una realtà perfetta, è imperfetta, ma è in questo movimento, in questo trend. Racconto la mia storia. Hai parlato del CHO, poi ci arrivo, Renata, perché so che ti piace, ti piace sempre. Ormai è CHO, siamo in 300 in Italia, non è più una community. Io ho fatto il primo master ed era nel 2019 con la mia responsabile risorse umane, Cristina Nosella, e poi abbiamo mandato un altro collaboratore, quindi in realtà da me ce ne sono 3 in azienda di CHO, oltre a me, insomma, siamo in 3 complessivamente. Siamo una bella comunità di 300 persone. Allora, cosa posso dire? Cosa vorrei condividere? Vorrei condividere l'imperfetto mondo dell'azienda in cammino verso il futuro del mondo del lavoro, perché questa è poi la realtà, no?
questa è la realtà che hanno toccato benissimo i miei 3 predecessori, toccando tantissimi punti, e spero di avere il tempo di toccarli tutti anch'io, per come concretamente noi abbiamo risposto, diciamo, a questo tipo di problematiche, di situazioni, di stati, ecco, di stati di emergenza, piuttosto che di cambiamenti della socialità e della società. E la nostra storia nasce, noi siamo nati nel 95, quindi abbiamo 28 anni di storia, ma nei primi 10 anni la nostra storia è una storia ordinaria, e il capitolo più grande è quello della sostenibilità economica, quindi dobbiamo capire se il nostro modello di business si sostiene, se la nostra azienda funziona, sta in piedi ed è un'azienda vincente. Quindi i primi 10 anni sono molto concentrati, come spesso accade in tutte le aziende, a capire se la nostra azienda avrà un futuro, avrà un successo. Ecco, la risposta è che siamo cresciuti in maniera importante, quindi diciamo che l'azienda, il business, chiamiamolo così, funziona. Quindi questo modello dell'intermediario, quindi il commercialista intermediato da noi per arrivare all'Agenzia delle Entrate, soprattutto rivolto al 730 nei primi 10 anni di vita, nei primi anni di vita, funziona, quindi abbiamo successo. Poi succede, come spesso accade, succede una crisi importante, una crisi che era legata, diciamo, alla conclusione di un ciclo, nel senso che il nostro modello, diciamo, di proposta nel territorio nazionale, il nostro modello commerciale, chiamiamolo così, non funziona più. C'è una sproporzione tra quello che investiamo e quello che portiamo a casa come risultato, oltre ad avere un clima aziendale che non ci piaceva, perché era un clima aziendale dove albergava il gossip, albergava l'assenza di responsabilità, e quindi il papà, io e il papà ci siamo guardati e abbiamo detto: questo non è il tipo di azienda che ci piace, non è il tipo di diciamo sacrificio imprenditoriale sul quale vogliamo puntare nei prossimi anni, buttiamo all'aria tutto. Quindi in maniera un po' inconsapevole e frutto di una crisi parte la nostra storia, che poi sarà la storia verso la sostenibilità. Siamo nel 2008, quindi la nostra strada verso la sostenibilità, inizialmente chiaramente non l'avevamo chiamata così, perché appunto, come ti dicevo, era un malessere, parte una strada ma non sai dove arriva e come si chiamerà. Adesso comincio a dettagliarvela, e così insomma capirete dove siamo arrivati. Siamo partiti appunto con questi prerequisiti, una infelicità in primis da parte dell'imprenditore per il tipo di ambiente che stava generando, per il tipo, diciamo, di clima aziendale. Quindi cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso che da lì in poi avremo scritto avremo diciamo rivoltato l'azienda. E come abbiamo proceduto? Abbiamo proceduto su tantissimi fronti. Prima di tutto abbiamo iniziato abbiamo iniziato con le persone. Ecco, il punto fondamentale è questo. Quindi abbiamo strutturato un reparto di risorse umane che prima non avevamo, perché molte aziende nei primi anni tutti fanno un po' tutto, ok? All'epoca, nel 2008, eravamo in 60 persone. Quindi siamo partiti strutturando un reparto di risorse umane, dove abbiamo preso un'importante decisione. Se nei primi 10 anni le persone venivano, diciamo, coinvolte, assunte nell'organizzazione solo per competenza, da lì in poi abbiamo deciso di coinvolgere le persone solo per atteggiamento. Quindi non era più importante che fossero delle persone che avessero lavorato in un caffè, quindi sapessero, diciamo, la storia del caffè, la storia fiscale, ma l'atteggiamento ha guidato tutto. Quindi abbiamo iniziato a dotarci, a parte di un sistema, di un reparto risorse umane con l'arrivo di Cristina, abbiamo iniziato a sottoporre tutta l'organizzazione, anche le persone precedenti, un test psicoattitudinale, in modo da capire le caratteristiche della persona, perché poi da lì in poi la persona giusta al posto giusto sarebbe stato il nostro mantra. E questo è stato il primo passaggio. Il secondo passaggio è stato quello di iniziare
a fare della formazione personale, quindi non più solo la formazione professionale, che è doverosa ed è normale, perché ogni attività la deve chiaramente fare, perché altrimenti non sei competente nel tuo settore, ma abbiamo iniziato un percorso nel quale tutti i collaboratori erano chiamati a fare dell'attività sia in orario lavorativo che anche extra orario lavorativo sulle cosiddette soft skills. Questo all'epoca, nel 2008, il triennio 2008-2010, ha generato un certo, come dire, effetto frizzantino in azienda, tant'è che di 60 persone, 30 non hanno accettato questo tipo di cambiamento, questo tipo di posizioni molto forti dell'azienda e se ne sono andate. Da lì in poi è stata un'ascesa sia di crescite nel clima, sia soprattutto di crescite proprio a livello di risultati. Quindi, prima di tutto, la persona al centro, una persona per caratteristiche personali e non per competenze. Abbiamo iniziato sistematicamente a fare la formazione personale. Inizialmente da taluni era stata presa come un'ingerenza dell'azienda nella vita personale, sono quelli che l'hanno presa male, diciamo, però poi invece posso dire che è diventata oggi, è diventata una nuova prassi, un'abitudine. Abbiamo fatto insieme, tutti insieme con l'organizzazione, con tutte le persone che c'erano, e poi da quel momento lì siamo diciamo cresciuti del 10% ogni anno e siamo 270 oggi, per cui capisci bene che sto dando anche dei numeri per farvi capire i fenomeni e la portata di questi fenomeni in azienda. Abbiamo iniziato dei percorsi bellissimi della persona al centro, abbiamo lavorato prima di tutto sui nostri valori, abbiamo creato un codice etico condiviso. Poi è tornato molto spesso il discorso della cultura aziendale. Abbiamo lavorato per rendere codificata per iscritto la nostra cultura aziendale e quindi anche qui abbiamo lavorato un anno in tutti i vari gruppi aziendali per codificare la cultura aziendale. E questi sono stati percorsi sempre che poi hanno generato delle opere, quindi dei libri, che sono ancora oggi cemento per la nostra organizzazione, per la cultura aziendale. Ogni persona che entra, il kit di base, il kit di benvenuto è composto da queste cose, da questa documentazione. Da lì in poi è stata una scalata verso la sostenibilità, ma il grande mantra di tutta questa scalata è il seguente. Al lavoro l'uomo, mi tocca tantissimo che l'ultima frase sia di Adriano Olivetti, perché la nostra ispirazione è proprio completamente olivettiana. Ecco, l'uomo al lavoro si deve realizzare. Affinché l'uomo si realizzi, l'imprenditore e il board deve creare le condizioni affinché questo possa avvenire. E quindi cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di scrivere i piani triennali, quindi la prima motivazione la persona ce l'ha se riesce a capire in che modo può partecipare al risultato, al benessere, al buon risultato aziendale. Quindi scriviamo i piani triennali, i quali sono condivisi con i collaboratori, perché non li scrive il board e li cala dall'alto, ma li condivide anche nei vari passaggi di stesura con i collaboratori, e poi li diffondiamo, li raccontiamo, facciamo delle riunioni plenarie nelle quali ciascuno partecipa e quindi ogni collaboratore sa che può mettere la firma nei progetti aziendali e cosa c'è per lui in quel triennio. Quindi prima di tutto lavoriamo sulla persona con la motivazione dovuta alla tua piena espressione. Come partecipi tu allo sviluppo dell'azienda? Lo sviluppi, partecipi mettendo il tuo talento a servizio. Ecco, per scoprire i propri talenti, ecco, di tutte le nostre persone, facciamo dei percorsi importanti. In questi anni, insomma, dicevo prima, Renata, che è stata un'escalation, no? A te interessa tanto il discorso del CHO. Nel CHO
dal 2010 in poi abbiamo iniziato a studiare, quando inizi a fare la formazione personale, si spalanca un mondo di conoscenza, di sapere, di curiosità, per cui abbiamo frequentato in tutti questi anni tantissime scuole di formazione, alta formazione, abbiamo liberi pensatori, abbiamo frequentato tantissime persone. Abbiamo iniziato a studiare le organizzazioni positive e con le organizzazioni positive abbiamo prima con la scuola di Palo Alto di Milano e poi con queste due ragazze, si chiamano Verusca Gennari e Daniela Di Ciaccio, che hanno portato proprio le organizzazioni positive e il CHO in Italia. Diciamo che questo tipo di corrente di pensiero ci ha visto molto allineati e quindi abbiamo in tutti questi anni continuato a sviluppare questo tipo di corrente di pensiero. Cosa significa, voglio dire, essere un CHO, un manager della felicità? Vuol dire semplicemente quello che dicevo prima, mettere la persona al centro, la persona deve realizzarsi, quindi deve stare bene, deve potersi esprimere. Quindi abbiamo lavorato in tutti questi anni, abbiamo lavorato affinché le persone siano libere di esprimere sempre il loro parere. C'è un ascolto attivo costante da parte, diciamo, di tutte le persone, c'è un ascolto attivo e c'è la libertà di espressione. Da noi è bandita anche la possibilità di fare dei questionari anonimi, perché noi vogliamo che le persone prendano posizione, si espongano e dicano il loro punto di vista. Il CHO fa questo, il CHO si occupa, diciamo, del feedback e quindi ecco un altro elemento che fa parte della nostra cultura aziendale è il feedback. Uno dei motivi per cui un buon ambiente di lavoro funziona è che le relazioni siano buone. Perché le relazioni siano buone, queste devono essere pulite. Perché siano pulite abbiamo, diciamo, introiettato nella cultura aziendale, adottato nella cultura aziendale il meccanismo del feedback continuo. Quindi non tenerti dentro le cose, ogni volta che succede qualcosa noi dobbiamo essere liberi di dare il feedback al collega. Ci sono delle tecniche che noi poi in azienda, insomma, abbiamo codificato, studiato dalla letteratura e codificato, perché ci siamo anche poi nel corso di questi anni costruiti, dopo aver studiato tanto e frequentato i grandi e le grandi esperienze del mercato, quelli che avevano delle cose importanti da segnare, ci siamo costruiti un modello organizzativo che abbiamo denominato partecipativo di squadra. Quindi la nostra organizzazione è un'organizzazione pressoché orizzontale, in piena trasparenza, dove ogni persona uno vale uno. Quindi la logica del win-win-win è chiaro che siccome siamo in 270 abbiamo anche noi gli amministratori delegati, i responsabili, ma anche questi responsabili non li chiamiamo responsabili, li chiamiamo FAS, facilitatori di squadra, perché sono delle persone che magari per esperienza e per attitudine devono facilitare il lavoro della squadra. Ecco, l'organismo minimo da noi è la squadra, perché appunto, ti ripeto, lavoriamo in un settore talmente complesso e talmente in evoluzione informatica, normativa, per cui una persona da sola non può fare nulla. Tutti noi funzioniamo e lavoriamo in squadre, ne abbiamo oltre un 35. Non ho portato le slide e non ho voluto proiettarle. Sai perché, Renata? Perché avrei tantissimo piacere di distribuire a tutti gli studenti che sono presenti qualcosa di molto concreto, ovvero il nostro ultimo bilancio di sostenibilità. Abbiamo iniziato a rendicontare la sostenibilità perché, come dicevo, si parte in maniera magari così istintiva e non organizzata, però a un certo punto abbiamo detto, ecco un'altra slide che ritorna da un precedente intervento, fare e raccontare. Soprattutto raccontare non per esibirsi, non per farsi bravi, ma raccontare perché prima di tutto ci deve essere anche un orgoglio interno, ed ecco che ripesco anche il discorso delle grandi dimissioni, il discorso della fuga dei talenti. Quindi tutto quello che racconto è molto circolare, come sto cercando di fare un discorso circolare in modo da toccare tanti punti, Renata, no? Allora, e adesso mi sono persa, mi sono persa cosa stavo dicendo. L'importanza del bilancio di sostenibilità.
Sì, sì, certo. L'importanza di fare e raccontare, soprattutto, dicevo, per un orgoglio interno, prima che non per un'esibizione esterna. E quindi con piacere vorrei, Renata, magari puoi inoltrartelo, e se hai piacere di inoltrarlo ai tuoi studenti, può essere una testimonianza concreta di un'azienda che ha scelto un certo tipo di strada. Questa strada l'abbiamo iniziata a rendicontare, stavo dicendo, nel 2013. Perché prima facevamo ma non rendicontavamo. E anche questo ci ha aperto, voglio dire, ci ha aperto gli occhi, perché iniziare a misurare l'impatto delle proprie azioni e i risultati che queste portano diventa importantissimo per un'azienda. Un'altra cosa importante che vorrei condividere, che è stata toccata anche dai precedenti relatori, è la vicinanza dell'azienda al territorio. Quindi CGN e dico diffusa sensibilità anche in tutte le aziende di anima impresa, un grande lavoro all'interno. Prima di tutto c'è l'uomo, c'è il collaboratore, c'è l'uomo, c'è la persona, e quindi un grande lavoro verso quest'uomo, questa persona, affinché si possa realizzare, si possa esprimere, possa essere ascoltata, possa trovare la sua giusta collocazione, abbia il massimo della soddisfazione, ecco, e della felicità al lavoro. La felicità al lavoro, un'opera corale, pensa che è un'opera che abbiamo scritto con Pordenone Legge. Adesso vengo al discorso del territorio. Un'azienda è riconoscente ai propri collaboratori, ma questa azienda è inserita in un territorio, e quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato e costruito delle partnership culturali con 4 realtà del nostro territorio. Siamo fortunati perché in provincia di Pordenone, la provincia di Pordenone esprime delle eccellenze anche in ambito culturale. Pordenone Legge, teatro, Verdi, Dedica, Festival Tesi di Dedica, e il Cinema Zero. Con queste entità, con queste associazioni del territorio, abbiamo costruito delle partnership e insieme abbiamo portato cultura in azienda. Abbiamo portato tutti i collaboratori a teatro, piuttosto che abbiamo fatto dei corsi di scrittura creativa. Uno appunto ha dato luogo a un libro, La felicità al lavoro, un'opera corale scritto dai collaboratori, piuttosto che conferenze continue che facciamo, diciamo, nella nostra azienda. Quindi questo è un altro modo di interpretare il ruolo di responsabilità sociale di impresa, il ruolo di imprenditore, il mio uomo al centro, la persona al centro, con tanti stimoli che pescano anche da un territorio culturalmente così, insomma, così avanzato e così vivace, come per esempio nel nostro caso Pordenone, ma questo può essere emulato in qualsiasi posto d'Italia, perché ogni azienda può, diciamo, guardarsi intorno nel proprio territorio e trovare le eccellenze di quel territorio lì. Cos'altro? Sempre come restituzione, per esempio, al territorio. Posso citare, e quindi in questo caso vado dalla sostenibilità sociale, diciamo, alla sostenibilità ambientale, anche la sensibilità maturata negli ultimi anni, anche ecco, un'altra tematica che è stata toccata in precedenza, la coerenza, l'importanza della coerenza. Per un'azienda anche fare gli investimenti diventa coerente, e quindi per esempio cosa abbiamo fatto? Abbiamo investito in un'azienda che si chiama Forgreen e che ha un progetto di comunità energetiche e che investe e produce energia solo da fonti rinnovabili. Abbiamo investito da un punto di vista proprio siamo entrati nel capitale di questa azienda, quindi tutta l'energia delle sedi CGN viene prodotta da fonti rinnovabili. Questo è coerente con il messaggio e con il percorso. Così come per esempio abbiamo acquistato 2 ettari, abbiamo riqualificato una zona industriale non bella, perché noi siamo collocati all'uscita dell'autostrada, in una zona industriale, diciamo, che non era niente di spettacolare. Abbiamo costruito un parco al centro del quale abbiamo costruito un edificio nel quale i nostri collaboratori possono pranzare tutti i giorni, e nello stesso edificio ospitiamo moltissimi eventi culturali con i partner, eventi nostri, eventi di altre aziende, quindi l'apertura dell'azienda al territorio, alle altre aziende, la contaminazione
Ecco, in maniera anche molto coerente a questo tipo di proposito, ho accettato di diventare presidente di Anima Impresa, perché è molto coerente mettere a disposizione tempo ed energia e mettersi insieme a molti altri imprenditori per creare, diciamo, qualcosa di bello, di regionale, in sinergia sempre con l'università e sempre con la regione, perché abbiamo la fortuna di avere una regione molto vivace, sia come università che come regione stessa, come entità stessa, e quindi questo bisogna darne merito, darne atto e creare queste sinergie. Quindi noi come imprenditori, come Anima Impresa, stiamo cercando di fare la nostra parte anche da questo punto di vista. Ho cercato di fare un grandissimo excursus, però ho toccato le cose più importanti, Renata, quelle che parlano di persona, di realizzazione, di unicità. Ecco, il triennio che abbiamo aperto, il piano triennale che abbiamo presentato ai collaboratori a dicembre 22, che è il triennio 23-25, parla di unicità. Unicità della persona, unicità quindi di conseguenza dell'organizzazione, sia nel business, ok? Perché nel business è importante essere i più bravi del tuo settore, sia delle singole persone, perché quindi faremo un percorso sulle nostre persone, sulla loro unicità personale, andando, diciamo, a lavorare sulle forze limitanti, sull'emersione dei talenti e poi nell'ambito della sostenibilità. Il Covid, un minuto mi rimane, me lo prendo tutto. Il Covid ha dato una grandissima accelerata a tante cose in azienda e sicuramente nel nostro caso, ecco, è stato un momento, alla fine lo abbiamo messo in positivo. Siamo stati vicinissimi alle nostre persone, abbiamo ascoltato tutti, le esigenze di tutti e abbiamo riposizionato un po' anche delle cose che magari potevano essere migliorate, come ad esempio abbiamo creato trasparenza per iscritto sul sistema retributivo, quindi abbiamo creato un documento che si chiama piano retributivo per iscritto, condiviso con tutta l'azienda, quindi la retribuzione a casa nostra in CGN ha 5 gradienti, diciamo, a 5 caratteristiche. C'è la retribuzione fissa, quindi la famosa RAL, c'è un primo diciamo premio dovuto all'andamento dell'azienda. L'azienda va bene, l'azienda divide con i collaboratori questi buoni risultati. Un secondo livello premiante che è l'unicità, quindi l'atteggiamento imprenditoriale di alcuni imprenditori viene premiato. Poi ci sono tantissimi benefit e quindi i benefit che la nostra azienda può offrire, perché ogni azienda chiaramente ha le sue misure. La nostra è un'azienda familiare, quindi noi abbiamo le nostre misure naturalmente, quindi offriamo il pasto, offriamo l'acqua microfiltrata, abbiamo eliminato la plastica e poi offriamo moltissimi contributi alla genitorialità, che adesso non mi metto nessuno neppure a descrivere. Il quinto livello è il livello, e qui concludo, tutti, diciamo, i progetti afferenti alla società benefit, perché da 2 anni siamo diventati coerentemente con questo percorso anche una società benefit e quindi la società benefit con le partnership culturali offre il teatro per le famiglie, le conferenze, le gite, tutto quello che viene fatto in azienda dai collaboratori per i collaboratori. E quindi questi sono i gradienti, diciamo, e come abbiamo interpretato noi questo ruolo anche di manager della felicità. Grazie. Ho toccato tanti punti, Renata, un po' corso, però tantissimi. No, grazie sempre, veramente, insomma. Grazie veramente Valeria, perché hai fatto toccare con mano appunto quanto vale il valore del capitale umano, come apprezzarlo e coltivarlo, ma soprattutto questo concetto dell'unicità. Che è fondamentale, io credo, e lo sarà sempre di più nel prossimo futuro, perché come diceva anche Chiara Cristini prima, unicità non significa uguaglianza, ma significa equità, che è un passo avanti importante e che poi appunto torna come valore di impresa. Allora, a nome degli studenti io ti ringrazio per il bilancio di sostenibilità che mi manderai, io condividerò il PDF con tutti gli studenti, ecco, e magari qualcuno poi mi fa molto piacere.
prenderà spunto e magari poi penserà a una tesi di laurea o quant'altro sui temi. Benissimo, mi farà tantissimo piacere, ne stiamo facendo 3 adesso, ne abbiamo in corso 3 e quindi ecco un'altra cosa, no? Dico molto spesso allineato al proposito, ecco cos'è questo proposito? È lo scopo, il senso, lo scopo alto di un'azienda. Ecco, durante il periodo del Covid, tutti insieme con un corso di formazione che è durato 2 giorni, seppur da remoto, è stato molto efficace, molto intimo, abbiamo enunciato tutti insieme il nostro proposito nobile ed è lo scopo dell'azienda, condiviso. Anche questo guida, orienta e rende ancora più coesa la squadra. Sono tutte piccole cose che vanno verso la chiarezza, la trasparenza e la piena partecipazione delle persone nella vita aziendale. Perché se 1/3 della tua vita la passi al lavoro, realizzarti e devi essere felice. Questo, diciamo, è il modo in cui nel 2008 eravamo infelici e poi abbiamo lottato per sovvertire, per diventare, per diventare quello che poi siamo diventati e siamo oggi. Quindi un'azienda trasparente, aperta, dove le persone, mi auguro, non siano felici. Tu mi dici, sono tutti felici da te? Questo io non lo saprei, non ti saprei rispondere, perché appunto sarebbe impossibile dire che tutti sono felici tutti i giorni, ok? Però sicuramente è una strada, e alla vostra attenzione, la loro felicità, questo fa tutta la differenza. Quotidiana, e quello che è importante è che ci sia sempre un buon dialogo con le persone, tant'è che per esempio per incentivare ancora di più questo dialogo facciamo un sondaggio, chiamiamolo così, una survey, un sondaggio sul clima aziendale, nel quale appunto cerchiamo poi il confronto con le nostre persone, una volta all'anno le incontriamo tutte come proprietà e risorse umane, perché poi vengono incontrate ogni volta che c'è bisogno dai FAS, e comunque quando c'è bisogno si alza la mano e si agisce subito, però una volta all'anno è un appuntamento, no? Per capire come stai, sei nella strada giusta. Ecco, ho fatto una super sintesi e spero insomma grazie di molto, aver risposto. Perfetto, grazie Valeria. Io ringrazio anche gli altri relatori, vediamo se ci sono ancora collegati, Paolo Fusari, Roberto Orsi, Chiara Cristini è andata, però la ringraziamo, e il mitico Francesco Marangon, che eccolo qua, grazie grazie veramente, senza di voi ecco, non avremmo potuto fare questo bellissimo incontro di oggi, veramente ricco di spunti, che io spero che studenti e studentesse riescano a raccogliere, magari anche poi appunto a pensare a tesi di laurea o al loro post laurea, quindi a collocamento a quello che può essere appunto la vita professionale adulta nell'ambito della sostenibilità. Vedo Roberto Orsi con la manina alzata, prego Roberto. Approfitterei del fatto di ricordare agli studenti, visto che a loro ci stiamo rivolgendo, che tra poco meno di 6 mesi ci sarà il nuovo bando di partecipazione per il premio per le migliori tesi di laurea italiane, quindi naturalmente vi chiederò come sempre di diffondere il bando, ma insomma magari tra l'altro Anima Impresa ogni anno dà il suo patrocinio insieme a tanti altri al premio, quindi c'è un premio nazionale per tesi di laurea su tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Solo questo per salutarvi, insomma. Ecco, quindi in previsione futura come c'è il premio Anima Impresa, anche Renata, il volevo premio Anima ricordare che c'è Impresa, il premio che è ancora certamente. aperto per qualche giorno, quello invece è proprio di giornata in chiusura. Allora pubblicherò È stato subito prorogato il al link. 31, vero Valeria, se non ricordo male? Allora pubblicheremo immediatamente oggi il link alla pagina di Anima Impresa per partecipare al premio di laurea subito, immediatamente oggi.
Anima Impresa e per pensare poi a tesi e al futuro premio di laurea di Osservatorio Socialis, sì, non RP, Osservatorio Socialis, tra qualche mese più avanti e magari poi venire anche invitati al simposio, al convegno di Socialis a Roma, magari, perché no, più avanti quando sarà. Certo. Ecco. Perfetto, grazie molte. Io ringrazio studentesse e studenti per essere rimasti così numerosi e aver assistito all'incontro di oggi. Vi ricordo a tutte e a tutti che ancora l'immatricolazione al corso di base online on demand è possibile entro il 31 maggio da S3 ovviamente, quindi ancora potete acquisire i 2 crediti previsti per l'anno accademico 22-23 e a tutti gli studenti e studentesse buona vita sostenibile, buon Grazie. lavoro.